spiega cosa sta facendo? sto facendo le formaggelle. Sarebbero? Per chi non lo sa. Sono dolci di formaggio che si usano tradizionali proprio per Pasqua, di solito si fanno, non per Natale, per Pasqua. Invece adesso, vabbè, Che sarebbero quelle che vediamo lì, sì, giusto? le formaggelle. Sì. Noi le facciamo di formaggio, non di ricotta, proprio un'usanza che c'è. Il formaggio lo facciamo noi e prepariamo tutto a casa. Eh, La pasta lo stesso con la semola di grano duro. Quanti anni hai iniziato a Ah, da quando ero fare? piccolina con mia mamma, perché mio padre faceva il pastore, quindi le abbiamo sempre fatte, sempre, sempre, sempre. Sia il formaggio, la ricotta, tutto in casa, il pane facevamo, quindi sono abituata a farlo. E quindi quali sono gli ingredienti a parte la semola? Per la sfoglia, Sì. la semola, e un po' di strutto, acqua, poco sale e basta. Niente. Non vuole niente. Per il Semplice. ripieno ci vuole il formaggio fresco, non acido, noi mettiamo il formaggio fresco. Che è il formaggio che sta facendo la Sì, signora. e così domani si può fare. È pronto. Sì, è questo Sì, così. sì. E poi ci mettiamo la farina, le uova, lo zucchero. 200 grammi di farina, 200 grammi di zucchero e 1 chilo di formaggio. 4 uova e poco lievito, Bertolini se lo vuoi mettere, lo zafferano e basta. Gli ingredienti sono quelli, non c'è altro. Quindi Grazie le mille. cuociamo nel forno a legno. Ah, Sì. Oggi no, perché no, quando le cuociamo anche a casa. Abbiamo in casa il forno a legno, quindi facciamo sia il pane che le formaggelle, queste cose, sempre nel forno a legno. Vabbè, mi piacciono, sono bellissime e buone. ok, grazie. Niente.